stato presentato nella sede di Rovigo Banca venerdì 29 aprile 2016 il piano di sviluppo locale 2014-2020 del GAL Adige, che assegnerà 7 milioni di euro per la promozione turistica del territorio. C'è un forte interesse da parte dell'imprenditoria e delle amministrazioni. Si diceva che dobbiamo fare rete, quello che il GAL sta cercando di fare. Se vogliamo che un funzionamento di un GAL sia attivo, dobbiamo essere tutti in rete. Mi aspetto molto, il territorio lo permette, abbiamo storia, arte, cultura e agricoltura. Un piccolo territorio ma una chicca per il GAL Polesine Adige. Il programma di governance del territorio, intitolato Adige 3.0, un fiume di idee fra storia ed innovazione, è frutto di un percorso di progettazione partito ad ottobre 2015, che ha visto il coinvolgimento di oltre 500 persone e si è concluso con la individuazione di 3 ambiti tematici: turismo sostenibile, diversificazione economica e sociale delle aree rurali, sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi. In questi mesi sono state raccolte molte idee che ci hanno portato ad oggi, ad aprile, a presentare il nostro programma di sviluppo locale alla Regione del Veneto. Un bel programma fatto di molte iniziative, di tante idee che speriamo poi di portare assolutamente a realizzazione e che servano a far crescere questo territorio. Potete visitare il nostro sito, iscrivervi al nostro InformaGAL, visitare la nostra pagina Facebook e venirci a trovare ovviamente presso i nostri uffici. Il nuovo piano è basato sull'approccio partecipato, con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, che opereranno insieme al fine di ottenere il massimo effetto dalle risorse finanziate, attivando investimenti per oltre 10 milioni di euro e creando così posti di lavoro per i giovani o per le categorie più fragili. È un territorio che ha molte ricchezze, molte risorse, molti elementi che però vanno messi a rete e che devono costituire un sistema. Qui quello che serve è più il fatto di prendere consapevolezza da parte degli operatori e del territorio complessivo del fatto di essere un sistema e di creare un sistema, piuttosto che andare a cercare delle cose che in realtà ci sono, esistono, sono anche molto belle, basta solo collegarle. I progetti chiave sono 3: agricoltura nel territorio dell'Adige, le terre preziose, le eccellenze nel territorio fra Arquà e Lusia, le ville dell'Adige e i loro prodotti di nicchia. In conclusione, la dirigente di Avepa, sportello unico agricolo di Rovigo, la dottoressa Marilena Trevisin, ha approfondito la procedura di gestione della domanda per accedere ai contributi del piano di sviluppo locale del GAL e del piano di sviluppo rurale 2014-2020, evidenziando la disponibilità a dare informazioni e consulenza a chi volesse iniziare una pratica di domanda di aiuto.